Buongiorno, ben ritrovati a un appuntamento con A Voi la Linea. Ottobre è il mese della prevenzione e oggi ricorre la giornata internazionale contro il cancro al seno. La patologia è in costante aumento e cala l'età media delle pazienti. Isabella Gregoratto ne parla con la dottoressa Carla Cedolini, responsabile della chirurgia senologica dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Oggi 19 ottobre ricorre la giornata internazionale della prevenzione al cancro, per il cancro al seno. Ne parliamo con la dottoressa Carla Cedolini, che è responsabile dell'unità senologica dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Intanto vediamo quella che è la situazione attuale, come si presenta, c'è un incremento dell'incidenza della patologia? L'incidenza rimane sempre importante, io lo ripeto spesso, una donna su 8 anche nella nostra regione è interessata da questo tipo di patologia. In più purtroppo in questo momento c'è l'aggravante del fatto che per molti mesi anche gli esami di prevenzione sono stati fermati e quindi ci troviamo spesso ad affrontare una situazione di neoplasie un po' più avanzate di quello che ci si potrebbe aspettare. Quindi se le neoplasie sono un po' più avanzate si allunga anche il periodo di recupero. Non solo si allunga il periodo di recupero, può cambiare in modo radicale anche il tipo di terapia, non solo la chirurgia ma anche le terapie adiuvanti che ci aiutano a risolvere il problema della malattia. Quindi determinante la prevenzione. Assolutamente sì, non facciamoci spaventare da questo problema del Covid. In questo momento ecco, ci sono tutte le precauzioni e le possibilità, facciamo la prevenzione, vi prego, è l'unico strumento per aumentare le probabilità di guarigione completa. Ci sono novità per quanto riguarda le terapie? Allora, le terapie in se stesse non ci sono grosse novità, la nostra regione però recentemente ha acquisito la possibilità di poter fare il test genetico per il tumore perché in molti casi in cui l'utilizzo della chemioterapia potrebbe essere ambiguo o non sicuro, noi abbiamo la possibilità di dare a queste donne una risposta e dirgli se effettivamente la chemioterapia, che ha le maggiori possibilità di effetti collaterali, se la chemioterapia è effettivamente utile per il loro tumore. È vero che l'età delle donne che soffrono di questa patologia si sta abbassando? Sì, diciamo che la curva è lenta, però è una curva costante. Ecco, quindi questo noi ancora non sappiamo dire se è la genetica, le abitudini di vita, che cos'è, i fattori ambientali, sappiamo che però la curva è molto lenta ma va in quella direzione. E comunque la familiarità è sempre alla base di ogni patologia. Al momento sì, è uno dei pochi fattori di rischio noti e conosciuti che ci inducono a fare delle prevenzioni molto accurate nelle pazienti che hanno una elevata familiarità. Ecco, attualmente sul territorio regionale come è organizzata l'assistenza, come sono organizzati appunto gli interventi, perché è stata realizzata da poco, no? Io so che lei si è battuta per anni per raggiungere questo risultato, arrivare a questa Breast Unit. Ecco, allora diciamo che prima di passare all'organizzazione, se posso, vorrei ricordare in questo momento una persona che a questo, come posso dire, a questa causa ha molto dato, ha molto lavorato per questo obiettivo. È mancata ieri la dottoressa Giuliana Gentile, che è stata la pioniera della senologia in questa regione e che ringrazio con tutta la mia stima. Ecco, prima di passare ad altro volevo ricordare lei, che è una persona che è stata molto importante per questo tipo di patologia, che molto ha fatto. Ecco, il tentativo che facciamo è quello di unire sotto un unico, diremo, ombrello, ma una rete organizzativa, tutte le strutture di questa azienda in maniera che alle donne sia garantito il massimo della possibilità di assistenza, di cura, di esame, di terapia, che entri a Tolmezzo, che entri a Tarvisio, che entri a Ragogna, che entri a Udine e negli altri posti della regione. Bene, ringraziamo la dottoressa Carla Cedolini, che ricordiamo essere la responsabile dell'unità senologica dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Dall'ospedale di Udine è tutto, da Santa Maria della Misericordia di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie alla nostra Isabella Gregoratto che subito dopo ha raggiunto Udine, Palazzo d'Aronco, per seguire la conferenza stampa di giunta comunale. Allora sentiamo quali sono le novità e ci colleghiamo con Isabella. A te la linea. Mi trovo a Palazzo d'Aronco dove è appena cominciata la conferenza stampa di giunta, dei lavori appunto della giunta e degli argomenti affrontati oggi. Fra questi anche la realizzazione di presidi sanitari in varie zone della città. Ne parliamo con l'assessore alla salute e all'assistenza Giovanni Barillari, quindi una presenza più capillare sul territorio per quanto riguarda la possibilità di fare prevenzione. Sì, nel piano di rilancio nazionale promulgato quest'estate era previsto che ci fossero degli interventi per avvicinare la salute, i presidi della salute ai cittadini sul territorio. La nostra giunta regionale già con una commissione del 21 di settembre aveva articolato e dettagliato meglio questo piano sul territorio regionale, prevedendo per la città di Udine una delle case della salute previste appunto dal piano nazionale. Allora quello sarà in qualche modo il centro di erogazione, il principale centro di erogazione dei servizi sociosanitari per la nostra città, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e altre figure di taglio sanitario e anche sociale. Quindi quello in qualche modo sarà il nostro punto di riferimento. La città, scendendo al piano comunale, la città prevede pertanto di articolare questi interventi sociosanitari dove diciamo, le attività sociali sfumano in quelle sanitarie e quelle sanitarie in quelle sociali sui quartieri della città. Pertanto oggi abbiamo definito quella che deve essere l'organizzazione e la struttura di questi cosiddetti presidi sociosanitari di quartiere nella nostra città. Questo è il nostro progetto che poi andremo a realizzare compatibilmente con le disponibilità e le possibilità e le strutture a disposizione in ciascun quartiere. Ecco, quindi avete già individuato delle aree in cui sistemare, in cui mettere un punto di riferimento? In ogni quartiere ci sarà un presidio sociosanitario, cominceremo dalle assistenti sociali, quindi l'assistenza sociale che è di competenza degli enti locali, cioè del comune in questo caso, a queste affiancheremo proprio per dare un'integrazione, per dare concreta attuazione a quella che è l'integrazione sociosanitaria. A queste affiancheremo degli psicologi di comunità. Il progetto è di coinvolgere, diciamo, centrare questo progetto anche sulla infermiera di comunità, coinvolgendo tutte le associazioni di volontariato che ci sono nel quartiere in modo tale da armonizzarle fra di loro, coordinarle e anche chiedere loro di farci capire quelli che possono essere i bisogni maggiormente presenti sul territorio, perché chiaramente si pensa che possano variare da quartiere a quartiere. Auspicabilmente questi presidi sociosanitari di quartiere speriamo di trovare gli spazi, avere a disposizione gli spazi per poterli realizzare vicino ai medici di medicina generale e, ove possibile, anche vicino alle farmacie, intese come farmacie di servizi, che è diciamo, la vocazione che le farmacie stanno sviluppando nella nostra città. Pertanto diciamo, un insieme di figure professionali, compresa anche l'assistenza domiciliare, l'assistente domiciliare che è una specie, fra virgolette, di infermiera che più di altre è programmata e deputata alla promozione della salute e ai programmi di prevenzione per poterci avvicinare sempre più a quelli che sono i quartieri e pertanto permettere alle persone che hanno minori possibilità di muoversi, di andare verso l'ospedale, di andare nei luoghi peraltro anche molto affollati, molto concentrati e anche un po' spersonalizzati, di poter avere a contatto di mano dei volti che auspicabilmente non cambino e diventino progressivamente sempre più per loro un riferimento. A partire da quando questo progetto? Allora, come detto, andremo assieme ai presidenti di quartiere in ogni quartiere della città di Udine. Il posto da dove cominceremo è il quartiere Aurora, una zona che per anni è stata considerata più disagiata rispetto ad altre e sulla quale pertanto abbiamo inteso impegnarci per primi, anche perché comunque lì ci sono già degli spazi a disposizione del comune che vedono dei medici di medicina generale già collocati, operanti presso dei locali del comune, gli assistenti sociali molto vicini, e lì
vogliamo attivare immediatamente la figura dell'infermiera di quartiere e anche della psicologa di comunità. Bene, per il momento è tutto qui da Palazzo d'Aronco. Ringrazio l'assessore Giovanni Barillari e restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella, tra poco ritorneremo in diretta da voi alla linea, qualche minuto di pubblicità. Bentornati a Da Voi la Linea, tra poco torneremo a parlare della manifestazione in corso a Trieste, al Varco 4, sono ormai rimasti pochi lavoratori, i manifestanti rimangono ancora in piazza Unità e tra poco ci collegheremo in diretta con la nostra Paola Treppo per gli ultimi aggiornamenti. Ora siamo allo sport con il Pordenone Calcio, ultimo in classifica in Serie B, che si riaffida a mister Bruno Tedino, che già in passato allenato i neroverdi con ottimi risultati soprattutto in Lega Pro e che vive in città. Oggi il presidente Mauro Lovisa e il presidente onorario Giampaolo Zuzzi hanno presentato il tecnico che prende il posto di Massimo Rastelli, esonerato sabato dopo la sconfitta con la Ternana. Sentiamo le prime impressioni del neotecnico. Mister Tedino, un ritorno al Pordenone, il terzo in questo caso, per cercare di tirar fuori questa società, questa squadra da una situazione difficile. Ecco, quali saranno le orme che userà? Bisogna avere amor proprio, bisogna avere orgoglio, bisogna avere dignità, bisogna avere un certo tipo di atteggiamento. La cosa importante è il coraggio e dei valori umani importanti. In questo momento non è una situazione molto semplice, però è normale che ci proveremo in tutte le maniere. Qual è la sua idea per quanto riguarda la rosa, che insomma, criticata da alcune parti? Secondo lei anche il fronte d'attacco che fa fatica a segnare? Guardi, io della squadra sono molto contento, sinceramente. Dei giocatori ci sono dei giocatori comunque che devono migliorare, dei giocatori che non hanno espresso il loro potenziale, però sta a noi abbiamo un compito importante di farli rendere al massimo e su questo noi dobbiamo lavorare. Lei abita a pochi chilometri dal campo, è un pordenonese d'adozione e qui a Pordenone ha lasciato un grandissimo ricordo. Ecco, quanto la potrà aiutare questa conoscenza della piazza? Ma probabilmente abbiamo avuto questo grande rapporto perché hanno magari capito anche i valori morali, soprattutto del sottoscritto. Sono una persona pulita, per bene, seria, che ha questi colori nero-verdi ormai nel sangue e quindi farò di tutto per portare fuori dalle problematiche di classifica questa squadra, però lo dobbiamo fare insieme, dobbiamo farlo noi per primi, trascinare il pubblico e poi il pubblico io so che ci darà una grossissima mano. Qual è l'impostazione tattica che pensa di dare anche a livello di moduli? Adesso su due piedi così ci sta ascoltando anche il mister del Pisa, quindi è meglio che lo teniamo un pochino riservato, però sappiamo insomma che ho sempre fatto un certo tipo di calcio e da lì non mi scosto, quindi andremo avanti con questo progetto tecnico-tattico che abbiamo programmato ancora 5-6 anni fa. Ecco, a proposito di Pisa, quanto la spaventa insomma, il debutto contro la capolista? Non è che non mi spaventa, se devo essere sincero, però sappiamo che è una squadra costruita bene, allenata altrettanto bene. L'anno scorso io ci ho giocato in Coppa Italia, c'ha due squadre, una rosa competitiva, costruita bene, con tantissimi movimenti di mercato da parte del direttore Chiellini, che io stimo, che io conosco. L'allenatore è un allenatore veramente molto bravo, che ho sempre stimato come uomo innanzitutto, e poi c'è un gruppo di giocatori validi con una tifoseria altrettanto valida. Quindi ci aspetta sicuramente un match difficilissimo, sul quale però noi dobbiamo prepararci bene dal punto di vista esclusivamente morale per primo, poi tecnico-tattico. Ultima battuta, il rapporto con il presidente, insomma Lovisa si fa sentire, alle volte può essere un bene, alle volte può essere ingombrante, insomma, ma lei ha già vissuto questo rapporto con lui? Guardi, a me non ha dato mai fastidio, perché ho sempre avuto la forza, abbiamo sempre avuto tutti e due la forza di confrontarci dentro quattro mura, e così si fa con le persone che hanno comunque un certo tipo di carattere. Il presidente fa il presidente, deve sapere tutto ed è giusto che abbia delle persone comunque capaci di riportargli determinati tipi di lavori e di notizie. Ed ora vediamo se siamo pronti per collegarci con Trieste, la nostra Paola Treppo, no?
Chiedo alla regia se ci colleghiamo con Udine per nuove interviste, nuovi aggiornamenti dalla Giunta di Udine, altrimenti proseguiamo, andiamo con dal 21 al 28 gennaio 2023 si svolgerà il Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea, 8 giorni di gare per i più promettenti giovani atleti europei che si sfideranno nei campi di gara regionali delle vicine Austria e Slovenia. Nei giorni scorsi la Commissione Controllo dell'Associazione Comitati Olimpici Europei ha visitato i poli sciistici coinvolti. Visita in regione della Commissione Controllo del COE, l'Associazione Comitati Olimpici Europei. Una 2 giorni di tour iniziata nel quartiere generale di EIOF 2023 ad Amaro, per poi raggiungere Forniavoltri, Sappada, Pontebba, Tarvisio e Planica in Slovenia. È stata una prima visita ispettiva di alcune località ospitanti delle competizioni che si svolgeranno in occasione del Festival Olimpico della Gioventù Europea, edizione invernale, che vedrà la partecipazione di quasi 2.300 atleti dai 14 e 18 anni in rappresentanza di 50 nazioni. 13 saranno le discipline sportive e 8 i giorni di durata dell'evento. Dal 21 al 28 gennaio 2023 tutto il Friuli Venezia Giulia sarà coinvolto con 11 poli sciistici e sedi ufficiali di gare e competizioni. La commissione di controllo del COE, formata dallo sloveno Borut Kolaric, dallo slovacco Peter Brulle, dal georgiano Mamuka Cabarelli e dagli italiani Francesco Paolo Basile e Donatella Del Gaudio, sono stati accolti nel quartiere generale del comitato esecutivo di Amaro dal presidente Maurizio Dunofer e dai responsabili di settore. Dopo la presentazione del report legato all'evento da parte del direttore generale EIOF 2023 Giorgio Kaidish, la delegazione si è spostata a Forniavoltri per visitare il centro biathlon Carnia Arena e a Sappada per la pista di fondo. Martedì il gruppo si è spostato nel Tarvisiano, fermandosi prima a Pontebba per un controllo dell'Arena del Ghiaccio Claudio Vueric, che sarà sede dello short track e del pattinaggio, per poi raggiungere il capoluogo della Val Canale e di ispezionare la pista di Prampero, dove si terranno le competizioni dello sci alpino, e l'Arena Gabriella Paruzzi, che invece ospiterà le prove di fondo della combinata nordica. Il salto si terrà a Planica in Slovenia. E il tour è terminato proprio lì all'International Nordic Center di Planica, dove si è sottolineato come il Festival 2023 avrà una forte anima transfrontaliera grazie proprio al coinvolgimento di alcune località austriache e slovene. Oltre agli impianti sportivi, i rappresentanti delle commissioni di controllo hanno avuto anche la possibilità di visionare alcune strutture ricettive ed hotel che ospiteranno atleti, tecnici, delegazioni, giornalisti, addetti ai lavori e accompagnatori. Fa piacere aver sentito la positività della nostra offerta, sia sotto la gestione di tutti gli eventi sportivi, le sedi di gara, ma in particolar modo anche delle nostre strutture alberghiere. Quindi siamo pronti, dobbiamo lavorare tanto ancora, però adesso siamo sulla giusta strada per fare un grande evento. È stato infine ricordato come in occasione del Festival Olimpico della Gioventù Europea, grazie al supporto della Regione, ci sarà una riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi che ospiteranno le gare, ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale e all'utilizzo di queste strutture anche negli anni a venire. Aperto in forma straordinaria per le giornate del FAI, Palazzo Bozza Marrubini nel centro storico di Cordovado, la dimora signorile di origine quattrocentesche, lo abbiamo visitato per voi. Siamo nel centro storico di Cordovado, Curtis Vado, appunto dal latino, Curtis perché si trova appunto in una zona agricola, Vado perché eravamo appunto vicini a un guado appunto di un ramo del fiume Tagliamento, quindi siamo proprio nel nucleo di nascita della città di Cordovado, e alle mie spalle potete vedere Palazzo Bozza Marrubini. Inizialmente si conosceva come Palazzo del Capitano o del Gastaldo, perché proprio c'era qui un capitano che veniva nominato direttamente appunto dalla sede di Concordia, dal vescovo di Concordia. Il capitano doveva appunto sorvegliare il borgo, e successivamente alla costruzione appunto quattrocentesca del palazzo, per ben 5 secoli fu abitato dalla famiglia Ridolfi, che aveva appunto più capitani all'interno della propria famiglia, e per eredità dei nonni arrivò al professor Gino Bozza,
che lo abitò prevalentemente nel periodo estivo, perché lui nasce, vive e studia appunto a Firenze, ingegnere, specializzato appunto in chimica, ma si interessava anche di fisica, quindi era un grande, diciamo, appunto scienziato con una cultura umanistica, e abitava il palazzo e riuscì a portare qui a Cordovado, terra appunto abitata da persone, appunto da contadini, quindi da persone che lavoravano la terra, riuscì a portare una sorta di democrazia culturale qui a Cordovado, e lo si vede all'interno del palazzo grazie al suo studiolo, dove ritroviamo una serie di riconoscimenti del professor Bozza e una serie appunto anche di attestati. Fu professore al Politecnico di Milano, fu anche membro dell'Accademia dei Lincei, quindi appunto era un personaggio molto importante. Nel salone centrale poi completamente affrescato da un pittore locale, Francesco appunto da Venzone. C'è un cartiglio che ci dice appunto che gli affreschi sono stati realizzati nel 1704, e la cosa particolare è che la sala è interamente affrescata con temi mitologici relativi all'amministrazione della giustizia, quindi non abbiamo temi religiosi, ma temi appunto legati alla politica, alla giustizia, proprio per ricordare e riallacciare diciamo la storia appunto del palazzo, quindi quella proprio dell'amministrazione politica e della giustizia. E la trifora centrale dava proprio sulla via Lastricata, via del Castello, quella principale del borgo di Cordovado, perché da lì si affacciavano i Gastaldi per parlare al popolo. Dal salone centrale ci sono delle finestre appunto che affacciano anche sul retro del palazzo, dove si apre un bellissimo giardino. Una volta da una mappa si vede che c'era proprio un brolo, quindi un grande frutteto. Poi negli anni l'aspetto del giardino è cambiato, ma da ricordare e da vedere soprattutto c'è questa grande magnolia che domina il giardino, e questo acero nano, e la signora appunto Bozza Marrubini ci ha raccontato che era stato piantato nel 1955 in un vasetto a Milano, e che poi era stato portato qui e appunto trapiantato nel giardino, quindi questa è una cosa particolare da vedere, ed è uno scorcio bellissimo che abbiamo appunto sul retro del palazzo. Torniamo ora a parlare, come dicevamo, della manifestazione in corso a Trieste. Al Varco 4 sono rimasti pochi lavoratori, i manifestanti rimangono ancora in Piazza Unità. Proprio da lì si collega con noi in diretta Paola Treppo per gli ultimi aggiornamenti. Vediamo se riusciamo a collegarci. Telespettatori, dal precedente TG delle 12:30 vi avevamo mostrato un Varco 4 del volo 7 deserto, sostanzialmente nessun manifestante. Perché? Perché sono tutti qua, li vedete, quasi tutti senza mascherina, con tabelloni, cartelli, alcuni anche cantano, inneggiano, alcuni sono distesi sulla piazza. La situazione è sostanzialmente tranquilla. L'area è presidiata in maniera massiccia dalle forze dell'ordine, come dicevo prima, dal 13° Reggimento dei Carabinieri e anche dal 4° di Vestre e dal reparto mobile della Polizia da Padova, i reparti territoriali anche del capoluogo Giuliano, e anche naturalmente dal personale della Polizia di Stato di Trieste insieme alla Guardia di Finanza dal Molo Quarto, giungendo qui in piazza Unità abbiamo incontrato alcuni manifestanti in realtà, ma erano all'interno di un bar. Vedete comunque la situazione è sostanzialmente tranquilla, gli accessi non vengono in qualche modo bloccati per quanto riguarda i palazzi pubblici, le persone sono tranquille, insomma pare che ci sia una comunicazione che indica di recarsi al Porto Vecchio, tutto naturalmente da verificare, notizie che viaggiano sui canali social Telegram che ripeto insomma vanno valutate, ci sono continui aggiornamenti, prevista anche tra breve una conferenza stampa che non credo sarà legata a questa tematica. Il numero di persone le potete vedere voi stessi grazie alle immagini di Simone Caramaschi che è qui con me. Siamo vicino all'ingresso del
palazzo del governo, che viene presidiato in questo momento dalla Polizia di Stato e dei reparti speciali della Mobile. Persone, insomma, sentite, ci sono degli applausi, probabilmente ci sono dei comizi, piccoli gruppi, in realtà molti sono sparpagliati sulle rive. Allora Alexis, da studio non avete altre domande, insomma vi aggiorneremo nelle nostre prossime edizioni dei telegiornali sull'evolversi di questa situazione. Assolutamente sì, grazie Paola per questo aggiornamento da Trieste assieme a Simone Caramaschi, grazie a voi per l'attenzione, chiudiamo qui questa diretta di A Voi la Linea, il telegiornale tornerà in diretta alle 16:30, buona giornata.